di ritardati. Obiettivo l'impresa questa sera per la Rotoblas Volano Volley: ribaltare il 3-1 dell'andata per provare ad andare alla semifinale promozione. Un solo risultato: vincere per 3-0, 3-1 e poi battere al tie break le veronesi. Amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per il ritorno dei quarti di finale dei playoff promozione tra la Rotoblas Volano Volley e la Vivigas Arena Volley Team della provincia di Verona. Come ho detto nel preannuncio, praticamente c'è solo una possibilità per la Rotoblas e l'unica possibilità è batterla sicuramente almeno coi 3 punti e dopo vincere al tie break. Però è una partita davvero molto difficile. Però una cosa si può dire: se la Rotoblas gioca come ha giocato all'andata, le possibilità si abbassano tantissimo. Se la Rotoblas riuscirà a fare tanti attacchi e a sbagliare pochissimo, le chance si alzeranno notevolmente. Allora, oggi volavamo la spacca, quindi saluto Andrea Zeni come nostro scoutman, che poi ci darà i punti a fine partita. Poi Alan Berloff è il nostro regista, e a tutti voi ovviamente l'augurio di un buon divertimento. Come avete visto poco fa, il video di presentazione della squadra ha visto la new entry Blerona Tascioli numero 3, che ovviamente è entrata alla corte di Luca Parlatini solo durante questi playoff, anche se era già tesserata già alla 10ª giornata, però ovviamente avendo già giocato una partita contro la Williams Trento non ne aveva la possibilità. Adesso vedrete il mio nome passare in sovraimpressione, anche quello di Livia Tre Soldi, però in realtà no, per fortuna. Bravo Alan che me l'ha corretto, ti voglio bene, ti voglio gran bene, bravo Alan. E adesso siamo arrivati ufficialmente all'inizio di questa giornata. Mi auguro di cuore oggi di non dire cavolate, perché sennò rischio di essere mutato, anche se quei 10 minuti vi dico solo che l'unica cosa che ho detto è stata... Ti ho mutato completamente, non so il perché. Beh, se tu vai a vedere la diretta di YouTube la vedi che da quando io stavo per dire questo è un tabù. Basta la pizza. Poi la mangi? La mangi dopo? Devo mangiarla con... Ok, scusate, avevamo un momento di battute, ma non volevamo farvi sentire le belle battute. Comunque non preoccupatevi per battute, non sono bestemmie, non sono parolacce, non sono... È solo che stavamo pensando cosa fare in caso di vittoria.
Allora, mamma mia, sto sotto. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Allora, momento. Boom, allora siamo pronti per questa partita. È da dentro o fuori questa partita per la Rotoblas. Solo un risultato, la vittoria, ma non al tie break. Se le ragazze di coach Bertolini riusciranno a vincere almeno 2 set, la Rotoblas concluderebbe la stagione. Comunque mi auguro che voi in diretta siate con la squadra biancorossa, perché oggi è una partita delicatissima.
Allora, siamo pronti allora per l'inizio di questa partita da dentro fuori per la Rotoblast. L'obiettivo è solo uno: vincere almeno per 3-1 o 3-0. In caso di 3-2 o di sconfitta, la Rotoblast saluterebbe la stagione di Serie B1. Allora, siamo pronti. Il primo servizio sarà affidato alla numero 12 di Vivicast Arena Volley Team, Alma Pangipane. L'unica novità di formazione rispetto alla scorsa partita è che questa volta parte il titolare Ciccolini. Per il resto le formazioni sono identiche a quelle della partita d'andata. Attenzione, Emma Galbero. Prova il pallonetto, Emma Galbero non gli riesce. Sgarbossa in attacco, salva Galbero. Marta Scannavacca. Barbolini, pallonetto, salva. Con un salvataggio miracoloso la Vivica. Ma è il murone di Elena Gabrieli che non fa passare il pallone. 1-0 il punteggio, il primo punto della Rotoblast. Volano i paroloni intanto in campo. Già il primo punto. Carica di Livia che dà la carica. la stessa carica che mi dava al commento a quei tempi lì. Servizio di Bortolotti, tensione. Postone a murare ancora. Questa volta prova a salvare Gabrieli, ma il punto di Emma Gugliotto è vincente. Parità, di nuovo l'Arena Biancorossa. Emma Gugliotto, proprio l'autrice dell'ultimo punto di partita. Beh, conta che per adesso non abbiamo fatto errori, quindi stii contento di questo. Ecco, adesso ne arriveranno 300. Emma Gugliotto, Bortolot, Bottoni, salva e Gabrieli sbaglia. Primo punto, in realtà secondo punto per la Vivica. 2-1 il punteggio. E ancora Gugliotti al servizio. Vediamo il servizio di Gugliotto su Barbolini. Bortolot, Beatrice Pozzoni con l'ausilio del muro, salva Sgarbossa, salva ancora la Rotoblast, ancora Pozzoni, out. 3-1 il punteggio. Secondo errore per la Rotoblast. Quello che dicevo prima, meno errori, ci sono delle possibilità, se no arrivano i regali. Attenzione, Bortolot, Gabrieli, un altro errore in attacco. 4-1 il punteggio. Dai raga, dai! Inizia subito in salita la partita della Rotoblast dopo il primo punto. Ancora Gugliotto al servizio. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Vittorio Salvini e la signora Tiziana Loverde di Brescia. Gabrieli salva Fabiana con un po' di muro, Fabiana Brutti. L'attacco di Ciccolini è stata murata. L'attacco in pallonetto di Garbosa non va a buon fine. Barbolini in bagger per Pozzoni a baciare quasi il tetto. Bizzoli, l'attacco murato di Pozzoni. Beatrice Pozzoni 2-4. L'attacco di credo della Ciccolini è stata murata dalla Poz. 2-4. Al servizio Emma Galbero. Servono tanti suoi punti in questa partita. Ricordiamo che nella partita d'andata la giocatrice milanese, giocando solo 3-7, è risultata la top score insieme a Beatrice Pozzoni e a Valentina Barbolini, però avendo giocato un set in meno è arrivata comunque lei per prima ai 13 punti. Speriamo che l'infortunio non sia così grave, quello che l'ha un po' messa ai box durante l'ultima partita. Bortolot per Beatrice Pozzoni, ancora lei a cercare, vincente! Attaccato in piena regola su Ciccolini. Adesso al servizio si prepara la Nuccia Gabrieli al servizio.
Diamo il servizio a servire sulla numero 12. Bissoli deve impegnarsi tanto. Vediamo se adesso con la free ball riusciamo ad accorciare le distanze. Non in questo momento. Vediamo se Sgarbosa chiude. C'è il toccamuro e arriva al sesto punto per la Vivigas. Palla era in campo comunque, quindi in ogni caso palla in campo, palla out, comunque c'era comunque il toccamuro. 3-6 il punteggio, 3 punti a separare le due formazioni. E Sgarbosa al servizio. Ricordiamo MVP della scorsa giornata. Barbolini, la capitana. Si fa sentire la capitana. 4-6. Beatrice Pozzoni al servizio per la Rotoblas. Battuto su libero Moschini. L'attacco è in campo. 4-7 il punteggio adesso. E Brutti, Fabiana Brutti al servizio per la Rotoblas. Oggi scusate ma sento il peso della giornata in radio oggi, quindi un altro po' di confusione. Volevo dire servizio per la Vivigas. Attenzione, messa un po' in difficoltà Barbolini che deve anche attaccare. Salva Cicolini. L'attacco di Frangipane non va a buon fine. Pozzoni. La post. 5-7 il punteggio. Adesso al servizio Valentina Barbolini. Non dobbiamo dimenticarci. Tutto braccio, la Marta Scannavacca a momenti la palla arrivava nella mia postazione. Dicevo, l'importante per la Rotoblas è che non arrivino gli errori, perché secondo me le chance per giocarsela ce l'hanno, ma bisogna sbagliare il meno possibile. Fallo in palleggio di Bortolot. Troppo in mano, peccato. La capitana Vivigas al servizio, Marta Bissoli a servire su Barbolini, Bortolot, Livia Tresoldi, vincente. 6-8. Vai lì! Le parole di motivazione. Livia Tresoldi al servizio. Diamo il suo servizio. A servire su Sgarbosa. Bissoli in bagger per Cicolini. Prova a dare il muro. Emma. Salva Moschini. Bissoli. L'attacco è in campo. Sì. 6-9 il punteggio adesso. Certo che prova il servizio subito la numero 12 Frangipane, Bortolot, Gabrieli, Muratta. Gioco sotto rete delle due formazioni. L'attacco di Gugliotto non va a buon fine. Pozzoni in pallonetto, salva Moschini, che salvataggio. E Sgarbosa a provarci, Bortolot. Dopo il salvataggio di Scannavacca, Bissoli, Cicolini, Murata out da Gabrieli. Gesto di stizza di Gabrieli. 10-6 adesso. 4 punti tra le due formazioni. Ancora Alma Frangipane al servizio. Riceve Pozzoni, Bortolot, Emma Galvero, Murata. 11-6. Time out per Luca Parlattini, pausa per gli sponsor. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino.
Siamo pronti allora a ritornare in campo. 6-11 il punteggio. Vivigas che adesso conduce con 5 punti di vantaggio sulla Rotoblast. Attenzione adesso. Attacco di Sgarbossa Murata. Danuccia e da Pozzoni. Vabbè, essendo muro 2 so che è il punto di Nuccia. 7-11. Polavalla spacca da dentro o fuori. Servizio che probabilmente andava out questo. Invasione sotto rete. 12-7. Diamo il servizio di Gugliotto a servire su Pozzoni. Ace. (13-7) il punteggio. Ancora time out per la squadra di Occhio al Riquadrino per tenere d'occhio le meraviglie del nostro. Purtroppo anche la grafica ci conferma che la Vivigas al momento è più forte della Rotoblast. Loghini piccoli, scritte piccole nostre. Insomma Luca ha già usato i suoi 2 time out nel giro di 3 azioni. Riceve Barbolini. Galbero, Murata out. Allora di nuovo torniamo in carreggiata. 8-13 però ci sono sempre 5 punti a separare le 2 formazioni. Al momento la Vivigas, sfruttando gli errori in attacco dei primi punti, si è portata con quei punti di vantaggio. Attenzione, Frangipani in free ball. Galbero, Bortolot, Gabrieli. 9-13. Ci siamo. 9-13. Servizio di Galbero in attenzione, l'attacco di Bruti vincente. Ora il punteggio è di 14-9 in favore della Vivigas. Allora vi ricordiamo che la Rotoblast con la sconfitta per 3-1 subita all'andata ha solo una possibilità. Errore al servizio intanto di Alessia Cicolini. 10-14. Dicevo che può vincere solo per 3-0, 3-1 e poi giocarsi il tutto per tutto nel golden set, che per chi non sapesse il golden set è un tie break, con la differenza che chi vincerà quel golden set avrà la partita vinta. Servizio out stavolta. 15-10. In caso invece che la Vivigas riesce a vincere almeno 2 set prima del golden set, la formazione veronese andrà in semifinale, in virtù che perde o vince la partita. Barbolini, Moschini. Attenzione, la palla out di Alma Frangipane. 11-15. Ecco, la cosa che dicevo è che la Rotoblast nella scorsa partita ha sbagliato tantissimo, quindi l'importante è diminuire tanto gli errori e poi provare. Attenzione, sfruttiamo questo errore loro. Barbolini, Murata, Bortolot, Beatrice Pozzoni. Attenzione, attenzione Marta che salva benissimo. Valentina Barbolini, Moschini a salvare. Sì! È andata benissimo qui. Dai ragazzi, dai! 12-15 adesso.
Così si fa. Vediamo il servizio ancora di Pozzoni. Attenzione. Fabiana Brutti, il pallonetto vincente. Non pronta Emma Galbero a salvare. 16-12 punteggio. Va proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Ho provato a leggere il labiale di coach Brembilla su quale info poteva dare a una delle giocatrici in panchina pronta ad entrare, però non sono riuscito a capirlo bene. Barbolini, salva Sgarbossa, e per 2 volte, ed è già la seconda volta che Non c'è 2 senza 3. che provano a fare questo genere di salvataggio, ma poi nessuno che va a prendersi la free ball. Questo è già il secondo errore di fila che fanno. Servizio della Babu. Pangipane Murata. Out. Non è out. Non è out, meno male. È andata bene. 14-16. Sì. Olivia. Vabbè, una delle due, o il palleggio lì o la Livia. Servizio di ancora Barbolini. Attenzione, l'attacco veloce. Invasione. Sì. Peccato. Peccato perché Marta aveva fatto un gran salvataggio. 17-14. Comunque alla fine sembrerebbe che Marta resti in campo tutti i Pozzoni a ricevere Bortolotto. Emma Galbero pallonetto. Sbagliatissimo. 18-14. Forza Emma, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno dei tuoi punti. Marta Bistoli al servizio, la capitana Vivigat. Serve su Pozzoni, Bortolot, Livia 3 soldi. Moschini salva con l'ausilio del muro. Pangipana muro 0. Marta Scannavacca in baghe. Valentina Barbolini. Attenzione a cambiare gioco dal lato. Cicolini out. Quarto tocco. Eccolo. Arriva il quarto tocco. 15-18. Basta! 15-18, ma servito su Moschini, messa un po' in difficoltà. Pallonetto, salva Barbolini e Bortolot. Emma Galbero, vincente, sì, è vincente. Bravo Emma! 16-18. C'è solo una possibilità e non la smetterò mai di dirlo oggi, perché potrebbe essere l'ultima volta che commenterò qui per il Volano Volley. Questa volta out l'attacco di Livia. 19-16. Cambio per la Vidigas. Pangipane lascia il posto alla numero 11, Miriam Rossi. Cambio. Il classico cambio che si è visto anche nella partita d'andata. Miriam Rossi che ha un buon servizio. Barbolini a muro 0, vincente! Con l'ausilio anche del muro di Erema Gugliotto che gliela mette giù subito. 17-19. E il cambio e ritorna in campo Pangipane per Rossi. Dai adesso! E al servizio adesso va la numero Bortolot. Io ho davvero paura oggi, ragazzi. Out anche questo servizio. 20-17. Dai raga, diminuiamo gli errori, ragazze, dai. Lascia un po' il guadagno. Servizio di Gugliotto. Pozzoni. Ace. 21-17, 4 punti adesso tra le due formazioni. Dai
Dai raghe, dai! Servizio ancora di Gugliotto, autrice dell'ultimo ace. Postoni stavolta riceve bene. Ed è anche ad attaccare, out. 22-17, praticamente gli ultimi 3 punti sono stati con errori nostri. Adesso ce ne sono 5 punti, 3 gliene mancano alla Vivigas. Servizio ancora su Postoni, Bortolotto, Emma Galbero. Attenzione, Cigolini vincente. 23-19, 23-17. Ancora Gugliotto al servizio. Adesso il set si sta mettendo veramente molto male. Servizio su Barbolini, free ball che Brutti sfrutta. 24-17, palla set per la Vivigas. Manca un punto solo alla Vivigas per chiudere questo set. Serve un autentico miracolo. Barbolini a salvare Bortolotto, Gabrieli vincente. C'era anche l'invasione contro la Vivigas. 18-24. C'è ancora palla set per la Vivigas. Emma Galbero. Emma oggi risente ancora purtroppo di quell'infortunio che ha subito durante la partita d'andata. Forse secondo set poteva entrare Tasciolli. Brutti a provare a chiudere, non va a buon fine. Bortolotti scusate, Scanavacchi in bugger per Pozzoni, anche lei viene salvata. Sfiorare il tetto, Moschini per Cicolini, Murata, Vissoli per Sgarbossa, out. 19-24. Ancora Galbero al servizio. Vediamo il servizio di Galbero. Sbagliato. 25-19. Il primo set si chiude in favore della Vivigas, che ormai è a un set dalla semifinale. Ora la Rotoblast deve assolutamente vincerli tutti e tre da adesso in avanti per poter almeno portarla al golden set. Ora gli sponsor, ritorniamo tra poco.
Allora riapriamo il microfono quando l'azione del primo punto finisce. Ha fatto punto Emma Gugliotto. Primo punto per la Vivigas, 1-0. Elena Gabrieli, primo punto anche per la Rotoblas in questo secondo set. Battuto il servizio. Mamma mia, ho dovuto alzare un campanile Sgarbosa per chiudere il punto. Vanuccia fa il punto del 2-1. Servizio di Gabrielvero ancora. Bistoli. Oh, attenzione il muro. Attenzione, Sgarbossa. Salvano Bortolot. Muro 1, salvato da Gabrieli. Bortolot. Barbolini. Tocca a sé! Valentina Barbolini. 3-1. Emma Galbero. Vediamo il servizio. Su Garbossa 4-1. E adesso lo dico, bisogna così combattere, così è l'unico modo per salvare il salvabile. Allora occhio al riquadrino, che così ammirate le nostre zone del Trentino. Intanto che c'è questo time out. 4-1 è l'inizio che bisognava avere, perché adesso è tutti i set che si giocheranno su tutti da dentro e fuori fino al golden set. Poi vada come vada, però è solo una possibilità, perché poi in caso di vittoria del secondo set la Vivigas può anche perderlo la partita, perché tanto la qualificazione sarebbe già fatta. Ancora Emma Galbero al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Serve su Fangipane. Sgarbosa in attacco, salva Marta Scannavaca in difesa. Bortolotti in difficoltà. Vediamo adesso l'attacco di Sgarbosa. Murata da Gabriele e Pozzoni. Moschini in bagger per Cicolini, che completa l'attacco, però era comunque invasione nonostante il miracolo di Emma Galbero. 4-2. Ancora Cicolini al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Su Marta Scannavacca, Bortolot, Beatrice Pozzoni vincente. Una bomba di Pozzoni su Alessia Cicolini. 5-2 il punteggio. Servizio di Nuccia Gabrieli. Battuto il servizio su Moschini. Scusate, Brutti. Ha provato a salvare Pozzoni, non c'è riuscita. 5-3 adesso. Il servizio di Alberta Sgarbosa adesso per la Vivigas. Out. Marta. Beatrice che ci voleva, era quasi sul tento di prenderla, ma l'urlo di Marta gli ha detto di lasciarla andare e ha avuto ragione. 6-3. Pozzoni al servizio per la Rotoblas.
Servizio su Moschini. Bistoli. Brutti, Murata da Livia Tresoldi. 7-3. 7-3. Bisogna provarci fino all'ultimo. È l'unica chance. Ancora Pozzoni al servizio su Frangipane. Bistoli a mura 1. Brava Poz. Prova Bortolotti Brava adesso. Bart. E adesso bisogna sfruttarlo con Barbolini. Dai, una portata su. Ma cosa? No, l'ha fischiato. Sì. No, in realtà gli stavo per dire, ma cosa ti lamenti? Marta Bisoli ha provato una protesta che non stava né in cielo né in terra. Si è vista lontano 1 chilometro che era una portata. Pozzoni. Ancora il suo servizio su Moschini. Bisoli. Frangipane stavolta a tutta potenza col muro a 1 riesce a prendere il punto del 3-8. E Fabiana Bruti al servizio. Perché De Monti deve dire vai Fabi? Ma no, De Monti, è un pontino loro. Però ha la stessa voce del De Monti. Barbolini. Attenzione adesso. Ancora Frangipane pallonetto. Livia intuisce e alza le mani. Brava Livia! 9-4. Scusa la confusione, ma sembrava davvero la voce di quel De Monti. Il dirigente qua in panchina. Sicuramente non è quello che si lamentava sempre al Palarobbi. Barbolini, attenzione. Moschini. Sgarbossa. 5-9 adesso. Buono l'attacco di Sgarbossa che punta l'angolo impossibile. Allora, la Rotoblast vedo che quest'oggi vedo che il pallone da gioco è il Mikasa oggi, non è il Molten. Il servizio di Bistoli vincente, arriva l'Ace. Dai, chiamarsela, dai, dai! 9-6. Voce, dai! Adesso bisogna cercare di non spegnersi. Servizio su Marta Scannavacca. Marta. Bortolotto, difficilissimo. C'è il tocco. Chiedono il tocco, ma non di questo avviso l'arbitro. E l'arbitro ha puntato con gli occhi Livia Tresoldi, ma alla fine si è limitato solo a guardarla. Barbolini, Bortolot, Emma Calbero, Murata. Tutto il vantaggio che si è costruito in questo set si è completamente mangiato. Allora Luca chiama il suo primo time out del set e allora pausa per gli sponsor. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. Bistoli, Pozzoni, Moschini a salvare, attenzione che potrebbe esserci il pareggio, pallonetto. È arrivato il pareggio. 9 pari. Reazione d'orgoglio della Vivigas e smarrimento delle nostre. Blerona Tasciolli pronta per Beatrice Pozzoni, che oggi un po' spenta più del solito Beatrice negli attacchi.
Vediamo il servizio su Marta. Bortolot, Emma Galbero. Salva ancora la Vivigas. Pangipane. Dai, dai, dai! Basta, dai, tirarsi su! Blackout totale nella metacampo della Rotoblas. Ha subito, credo, un break di 6-0. E allora li avevo contati giusti. 6-0. Servizio per, mamma mia, Marta ancora messa in difficoltà. Galbero in pallonetto, salva Bistoli. Moschini in bagger. Pangipane. Invasione contro la Rotoblas. Un break lunghissimo. 7-0. 11-9. Ho detto 7-0. No, dicevo super via. Allora tenete gli occhi sul riquadrino perché adesso 3 errori sicuri. Allora 11-9. La Viviga stava perdendo il set per 9-3 e adesso con un break di 7-0 si è riportata con 2 punti di vantaggio. Se la Vivigas dovesse vincere questo set, purtroppo, anche se la Rotoblas dovesse vincere la partita, sarebbe finita la propria stagione. Intanto comunque voi continuate a scrivere dei messaggi come si dice? Continuate a scriverci dei messaggi che poi a fine, durante magari il set, quello di chiusura o a fine proprio partita, li leggeremo tutti. Intanto Pozzone rientra dal posto di Blerona, Tasciolli. Marta Scannavacca a ricevere Bortolot. Livia Tre Soldi, Muratta, no, perché la palla è nella metacampo veronese. 10-11, si chiude il break negativo. Livia Tre Soldi al servizio. Livia Tre Soldi al servizio. Battuto su. Palla in campo! È in campo! 11 pari! Era dentro! Cominciano a radrare! 11 pari. Livia si è presa questo ace di forza. Questa volta è un servizio più tranquillo, ma Emma salva. Pozzoni in bagger per Emma. Mangiato. 12-11. Servizio su Pozzoni di, credo, Pangipane. Galbero Murata. 13-11. Dai, raghi, dai! Attenzione al servizio su Barbolini. Bortolot, Valentina Barbolini. Un altro errore in attacco. 14-11, ormai la Rotoblas continua a sbandare da una parte all'altra. Adesso siamo sul 14-11 e attenzione, l'ausilio del net ancora per Barbolini, stavolta vincente. Brava Babu, 12-14. Bortolotto al servizio. Forse c'è bisogno adesso della nostra Elena. Bortolot. Moschini a ricevere. Sgarbossa ad attaccare Murata. Salva Moschini. Ancora Sgarbossa. Murata! Dai, raghi, dai! Monster block, monster block, monster block.
13 a 14, ancora Bortolotti al servizio. Ancora un po' in difficoltà, vediamo Cicolini, vincente. 15 a 13 adesso. Sempre 2 punti tra le due formazioni. È ovvio che però alla Rotoblas non serve a nulla stare 2 punti indietro, deve per forza attaccare senza sbagliare, andare in vantaggio e vincere il set, perché non ci sono altre possibilità. Bortolot per Pozzoni, salva Sgarbossa, Gugliotto in bugger, pallonetto di Cicolini, out, e sfruttare anche gli errori loro, perché non dimentichiamoci che è un set che, se escludiamo gli errori della scorsa partita, praticamente abbiamo fatto forse una trentina di errori. Praticamente un set è fatto solo di un set praticamente solo di errori. Emma Galbero su Sgarbozza, Frangipane, salva Marta, Bortolot, Pozzoni, vincente. Nonostante non è stato un ottimo palleggio, comunque arriva al punto del 15 pari. Ancora Emma Galbero al servizio. Mancano. Siamo in perfetta parità. Frangipane, Bizzoli, Murata, Emma salva, Bortolot, Barbolini, vincente! Dai Babu, dai! Valentina Barbolini, 16 a 15. Emma Galbero ancora lei al servizio. Servizio ancora di Emma su Frangipane, Bizzoli, Sgarbossa, salva Emma! Valentina Barbolini! È in campo il pallone! Mamma mia! Time out per la squadra di Bertolini. Allora, occhio nel riquadrino per lo sponsor del Trentino. Questa è la Rotoblas che vogliamo. E che cavolo! Non sono così imbattibili ste ragazze veronesi, ma bisogna sbagliare di meno e attaccare con più grinta. È l'unica possibilità. Allora, Pozzoni, squadra nuovamente in campo. 17 a 15 per la Rotoblas. Volano volley. Emma Galbero al servizio. Ancora lei per la Rotoblas. Volano volley. Servire su Frangipane, l'ace! Emma Galbero, 18 a 15. Ancora Emma al servizio. Ancora Emma. Servizio su Sgarbossa, Bizzoli ancora per Alberta Sgarbossa, Murata, Bizzoli, Marta Scannavacchi-Bagher, Barbolini, sì! Valentina Barbolini! Sì, Babu, sì, dai, 19 a 15. Ancora Emma al servizio, però prima il cambio. Cicolini lascia il posto a Harabar. Harabar, boh, non so come cavolo si chiama. Anna Akarabar c'è scritto. A me viene da dire Harabar. Anna. Sì, Anna si chiama. Emma Galbero su Moschini. Sì! L'ace di Emma Galbero, 20 a 15. Dai Emma, dai! Dai, dai! Allora, Emma Galbero al servizio. Su Sgarbozza, Bizzoli, pallonetto di Brutti che non va a buon fine. Pozzoni da ferma, Murata, e stavolta arriva al punto 16 a 20, però una grande sequenza al servizio di Emma Galbero.
Anna Rabara al servizio per la Vivigas. Vediamo il servizio su Marta Scannavacca. Elena Bortolot per Beatrice Pozzoni. Salva Arabar. Sgarbosa in pallonetto. La salva Marta. Emma Galbero al centro. E in campo! È in campo il pallone. 21-16. Io l'avevo vista fuori, ma l'arbitro. E attenzione, cambio per la Rotoblas. Elena Gabrieli per Sara Guerra, che va al servizio. Sara Guerra, per i fan di Sara, Sara Guerra al servizio. Eccola Sara Guerra su Frangipane, Bissoli, Brutti, Murata! Da Livia 3 soldi! Questa è la Rotoblas che ci piace! Ancora al servizio Sara Guerra. Allora, Sara Guerra ancora al servizio su Sgarbossa. Bissoli, Sgarbossa in pallonetto sbagliato! 23-16. Dai ragazzi, dai! Anche loro sbagliano. Continuiamo! Ancora Guerra al servizio. E ancora Guerra numero 11 al servizio. Con l'ausilio del net Sgarbossa. E l'attacco di Arrabar, salva. Attenzione, Livia in bagger. Barbolini prova l'attacco. Sgarbossa da ferma. Murata la Pozzoni, non va a buon fine. Attenzione, Galbero, Pozzoni. Pozzoni! Grande post! Beatrice Pozzoni! 24-16. Ancora Sara Guerra al servizio. Ancora Guerra su Frangipane. Sgarbosa, sbagliato l'attacco! Anche loro sbagliano! 25-16. Uno pari. Adesso bisogna tirarli fuori e dimostrare che non siamo una squadra che fa solo errori e puntare ad arrivare il più avanti possibile. Uno pari. 25-16. Pausa per gli sponsor e torniamo tra poco. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Inside of me, do you see the sparks that I'm setting
Eccoci di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 1-1 il punteggio, come vedete in sovraimpressione. In un set in cui stavano regnando gli errori della Rotoblast, poi arrivano gli errori della Vivigas e i tanti attacchi buoni della nostra formazione e arriva il pareggio. Vi ricordiamo, la Vivigas ha vinto già un set. Adesso per evitare lo scongiuro del Golden Set dovrebbe vincere almeno questo, altrimenti la Rotoblast deve assolutamente vincere i prossimi due. Gabrieli salva Bortolotto, Scannavacca, Emma Galbero. Brava Marta! Salva! Mamma mia, Noschini ha dovuto con una manata buttarla via. No, lui Valentina! la 5 libera, 5-6 libero va a dargliene. Ma chi se ne frega, il punto è arrivato, 1-0 per noi! Facciamo le critiche quando sbagliano, dai. Se poi si risolve... però dai, finché si risolve... Dai, anch'io a momenti una cagata la stavo per fare con Porto Mantovano. Pallonetto, ci prova Bortolotto a salvare il pallonetto, ma non ci riesce. Uno pari. Servizio di Sgarbossa, Barbolini a ricevere, Bortolotto, Gabrieli Muratta. Servizio di Sgarbossa, ancora Bortolotto, Galbero, tocca le mani Cicorini. E due al pari. Dai! E Marta prende la palla per Emma Galbero. E Galbero al servizio. Bistoli, Fangipane, salva Emma Galbero. Barbolini un po' lunghetta, salva ancora Emma. Ancora per Barbolini. Vincente! Chiede la doppia Bistoli. Chiede la doppia Bistoli. 3-2. Dai! Ancora Galbero. Su Fangipane, Bistoli. Bisogna all'indietro, Sgarbossa in pallonetto. Scannavacca a salvare. Postoni con l'ausilio del net, vincente l'attacco! 4-2. Brava Poz, dai! Bisogna crederci. Ancora Emma Galbero al servizio. Vediamo il servizio della cacciatrice milanese, sempre su Fangipane. Murata da Gabrieli. Fabiana Bruti, Murata da Gabrieli. 5-2. 5-2. Dai ragazze, forza. Dai, spingiamo, dai! Continuiamo così. Ancora Emma Galbero al servizio. Se passava Attenzione, Brutti in mezzo alle mani di Barbolini e Gabrieli, prende il punto del 3-5. Proprio l'autrice dell'ultimo punto, Fabiana Brutti al servizio. Cade. Vediamo il servizio della Brutti su Marta Scannavacca che riceve bene Bortolotto. Barbolini! Valentina Barbolini! Firma il 6-3. Ora al servizio Nuccia Gabrieli. Battuto il servizio su Fangipane. L'attacco veloce di Gugliotta è out. È out. 7-3. Andiamo raga, andiamo, dai! Continuiamo così ragazze, dai, 7-3.
Battuto su Lucia Gabrieli. Corsa per Frangipane, non ci può arrivare. 8-3. Moschini e Gugliotto provano a asciugare il campo, ma qui non siamo al Palarobbi che si ferma ogni 3 secondi. Ci sono le asciughine. Allora adesso siamo sull'8-3. Occhi al riquadrino, ovviamente, che oggi vogliamo stare un po' in vostra compagnia. Mamma mia. Siamo sul 8-3. Allora rientrano le squadre in campo, siamo sull'8-3. Mamma mia. No, scusate, Nuccia Gabriele al servizio. Vediamo il servizio su Sgarbozza. L'attacco vincente, chiedono l'invasione che non c'è. Sì, La portata chiedevano. Ah, pensavo. Palla l'ha giocata anche nella... 8-4 comunque il punteggio. Bistoli al servizio. Riceve Beatrice Pozzoni, Bortolot, Barbolini, pallonetto! Ferme come delle statue. 9-4. Vabbè, se finisco come prima va bene. 9-4 il punteggio. Al servizio va la numero 1 Beatrice Pozzoni. Fa tutto il servizio su Moschini che si deve impegnare tanto, e anche Bistoli. Prova l'attacco la numero 9 Cicolini, non va a buon fine. Neanche quello di Pozzoni perché salva Moschini. Cicolini salva Beatrice Pozzoni. E Barbolini salva anche la Vivigas. Giocano i miracoli, va la palla in campo. In campo il pallone. Tocco Livia, tocco da Livia. Ma in realtà ho visto il gesto che indicava in campo, non il tocco. Però vabbè, comunque il punto è della Vivigas. 9-5. Frangipane al servizio con il numero 12 per la Vivigas. Serve su Pozzoni. Livia 3 soldi, murata vincente. 6-9. Si assottigliano un po' le distanze. Dai raghe, dai. Vediamo se Luca prova a chiamare. No. Pronto il servizio ancora di Frangipane su Marta Scannavacca. Bortolotta al centro per Emma Galbero. Sì Emma, sì. 6-10. 10-6. Valentina Barbolini adesso, la capitana al servizio. Siamo sul 10-6. Valentina Barbolini al servizio. Su la Sgarbozza. Bistoli in ginocchio, deve servire Cicolini, out. 11-6. Valentina Barbolini. Mamma mia. Servisce ancora Barbolini su Sgarbozza. Sgarbozza ad attaccare. Tocca! Ha toccato! Aveva toccato la Sgarbozza! Ma l'aveva toccato! Ma 11-7. Dai ragazze, dai! Non scoraggiamoci adesso, anche se l'arbitro non vede, vabbè. Dai! Non scoraggiamoci, dai! Servizio di Gugliotto, Bortolotta, Emma Galbero. Out. Non bisogna mollare adesso, dai ragazze, dai, non bisogna. Dai, Non bisogna mollare adesso. Dai ragazze, non mollate, oh! Time out per coach. Occhi a riquadrino, attenzione. Allora, quell'errore arbitrale non deve assolutamente scoraggiare le ragazze della Rotoblas, perché sennò inizia a mettersi molto in salita il set.
11-8. Allora si assottigliano sempre un pochettino le distanze della Rotoblast con la Vivigas, però non bisogna mollare adesso. Bisogna cercare di sbagliare il meno possibile per restare in carreggiata. Servito su Barbolini, il servizio di Gugliotto al centro per Beatrice Pozzoni. Beatrice Pozzoni! 12-8. Al servizio va la numero Livia Tresoldi, numero 7. Sì, stavo tenendo d'occhio se c'era il libro in campo. Servizio di Livia Tresoldi adesso per la Rotoblast. Serve su Fangipane. Bissoli, pallonetto di Brutti. Era tocco, sì. No, portata in realtà. Pensavo chiamassero il tocco, ma in realtà 12-9, Alessia Ciccolini al servizio. 12-9 il punteggio in favore sempre della Rotoblast. Serve su Beatrice Pozzoni, Bortolotte, Elena. No, Emma Galbero. La palla in campo. 13-9. 13-9, vai Emma Galbero. Bisogna continuare a crederci. Serve Bortolotta che però si spegne in rete. 13-10, dai. Ragazze, attenzione agli errori. Dai ragazze, dai. Attenzione agli errori. Alberta Sgarbossa al servizio per la Vivigas. Battuto il servizio. Bozzoni, Bortolotta, Beatrice Pozzoni. 14-10. Brava Poz. Emma Galbero al servizio adesso per la Rotoblast. Dai ragazzi, continuiamo a crederci, dai. Battuto il servizio su Moschini, Bissoli per Fangipane, Murata! Da Pozzoni, muro unico, ma è un muro altissimo, è un muro impronunciabile, è un muro imbarcabile, è un muro inforabile. Ed è 15-10. Beatrice Pozzoni. Al servizio ancora Emma Galbero. Su Fangipane, Bissoli per Fangipane. Questa volta non riesce a passare di fianco a Pozzoni. 11-15. E Fabiana Brutta al servizio. 15-11 punteggio. Servizio della Vivigas adesso, che serve su Marta Scannavacca. Elena Bortolotta, Elena Gabrieli velocissima. 16-11. E Vanuccia al servizio adesso. Elena Gabriele al servizio. 16-11. Bissoli per Fangipane. Attacco in campo, sì. 16-12 adesso. Marta Bissoli al servizio. Marta Bissoli al servizio per la Vivigas. Riceve Beatrice Pozzoni, Bortolot per Valentina Barbolini, che sfonda il muro di Ciccolini e Gugliotto. 17-12. Adesso ancora al servizio Beatrice Pozzoni al servizio. Fa tutto il servizio su Fangipane, sempre Ciccolini. Posso risalvare Bortolot. Barbolini, Murata, peccato. 13-17.
E al servizio, no, cambio. Frangipane lascerà il posto, penso, a Miriam Rossi. Sì, confermato il cambio che avevo preannunciato. Quindi si prepara al servizio. Il servizio di Miriam Rossi. Riceve Barbolini, Bortolotto in centro per Emma Galbero. Chiede il tocco che non c'è. 14-17. Allora, dai ragazze, iniziamo a non sbagliare, per favore, che stiamo giocando bene. Cerchiamo di non fare errori. Dai ragazze, forza. Ancora Miriam Rossi al servizio. Sbaglia Miriam Rossi, che regala il 18° punto alla Rotoblas. Dai adesso. E il cambio rientra Frangipane per Miriam Rossi dopo la sequenza al servizio. Valentina Barbolini adesso al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Tutto su Moschini, Bissoli, Cicolini, Murata da Livia! 3 soldi! 19-14. Cambio per la Vivigas. Esce Cicolini per Arabar. Ci siamo più com'era? Al-Akbar. Quell'urlo dei terroristi. Ah, scusa, avevo frainteso, scusate. 19-14. Barbolini. Vincente! Lace sulla ricezione sbilenca di Sgarbosa. 20-14. Time out. Pausa sponsor. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 20-14 il punteggio. Valentina Barbolini al servizio sul punteggio di 20-14 per la Rotoblas. La Babu al servizio su Sgarbossa. Bissoli, Sgarbossa in attacco. Murata salva Marta Scannavacca. Bortolotto. Ma il pallonetto riceve Bissoli. Moschini in bagger. Ancora Sgarbossa. Salva Marta. Bortolotto al centro. Barbolini a sfiorare il tetto la difesa di Moschini. Attenzione, l'attacco vincente di Sgarbossa. 15-20. Allora 20-15 punteggio. Dai ragazze, dobbiamo continuare a crederci, dai. Adesso al servizio va Gugliotto per la Vivigas. Servizio di su Valentina Barbolini. Bortolotto per Emma Galbero. Emma Galbero salva Gugliotto. Bissoli. Pallonetto salva Galbero. Al centro per Barbolini. Salva. Attenzione Livia! Livia! 21-15. Senza pensarci due volte. Batte. Cambio. Livia 3 soldi. Lascia il posto a Sara Guerra. Vai Sara! Ancora Sara Guerra che prende il posto negli ultimi punti al servizio. Allora 21-15. Pronta Sara Guerra al servizio con il numero 11. Battuto su Sgarbossa. Bissoli al primo tempo. Fabiana Brutti non riesce a concretizzare l'attacco. Ed Emma salva Moschini. Frangipane in free ball. Sara Guerra serve su Bartolotto. Gabrieli! Lucia Gabrieli!
22-15. Sara! 22-15. Ancora Sara Guerra al servizio. Attenzione al servizio di Sara Guerra su Alberta Sgarbosa. Bistoli ancora. Attacco di Sgarbosa. Salva Barbolini. Bortolotti subito. Ha provato la giocata. Beh, la prima che prova. Postoni salva. Bortolotti. Galbero. Troppo di questa. Peccato. Boschini. Garbossa. Stavolta vincente. L'ha messa in un ottimo punto. Questa volta bisogna essere onesti. Garbossa 16-22. Sara! Sara Guerra. Arabala al servizio per la Vivigas. 22-16. Gabrieli, scusate. Galbero chiede il tocco che non c'è. Attenzione, 17-22. Dai ragazze, dai. Non è il momento adesso di mollare. Dai ragazze. Attenzione che è corta. Chiedeva quanti time out. Noi. Garbossa ancora vincente. 18-22. 4 punti. Forse coach Parlatini lo chiama adesso il time out. Sì. Allora pausa sponsor e torniamo tra poco. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. – 18-22 il punteggio. Rotoblas ancora in vantaggio. Arabara al servizio per la Vivigas adesso. Pronta al servizio Marta. Valentina Barbolini in free ball. Bissoli. Muro 1. Bortolotti cosa stava per fare? Fangipane. Salva Bortolotti! Ma che salvataggio ha fatto! E lo trasforma in un punto! Elena Bortolotti 23-18. È la partita degli infarti questa. C'è poco da dire. Serve Bortolotti. L'attacco al centro di Brutti. Difende Pozzoni che deve anche attaccare. Moschini a difendere. Garbossa salva Gabrieli doveva per forza buttarla di là. Non c'era altra soluzione. Vincente l'attacco di Sgarbossa. No, volevo vedere se non si era fatta male. 23-19. Non ce la fa più, guarda. Adesso Sgarbossa al servizio sul 23-19. Battuto. Valentina Barbolini che si deve impegnare tanto. Postoni. Sì, Vincente! Vincente Postoni! 24-19. Mamma mia. Attenzione, forse è pronto il cambio per la Viviga. No. Adesso al servizio Emma Galbero. Battuto su Moschini. Bistoli. Brutti. Con l'ausilio del muro. Bortolotti. Scannavacchi in bagger. Beatrice Postoni. Out. Peccato, peccato. Dai ragazze, dai. Dai, questa. Dai ragazze. Siamo sul 20-24. Dai ragazze. Non molliamo adesso. Dai ragazze. Fabiana Brutti al servizio. Battuto su Barbolini. Bortolotta. Valentina Barbolini. Pallonetto. Vincente! Valentina Barbolini. 2-1 Rotoblas. Dai raga, dai! 2-1. 25-20 il terzo set.
Pausa per il gold sponsor, il silver sponsor alla... Quarto set, è il set decisivo questo. Siamo sul 2-1. Questo è il set della verità. Ma questo ancora di più, perché qui si decide se si giocherà il golden set o se il prossimo sarà un set amichevole. La Vivigast, per cercare di evitare il golden set e portarsi a casa la qualificazione, la Rotoblast per portare in porto il golden set. Quindi siamo tutti con la formazione biancorossa. 2-1 il punteggio. Elena Bortolotti, il primo servizio del quarto set. L'attacco è out di Emma Gugliotto. 1-0, il primo punto è per la Rotoblast. Ancora Bortolotti al servizio per la Rotoblast. Siamo al quarto set. Service! Bortolotti! 2-0. Comunque Alan, io so chi ti ha dato. Io so di chi è il video dell'Ace, di una delle amiche della Adriana. Ma l'ha detto lei? Sì. Perché mi ha detto, l'ho scritto io quel nome. Bortolotti su Sgarbozza. Bistoli, Gugliotto in mezzo alle mani del muro. 1-2. Va proprio lei, Emma Gugliotto al servizio, l'autrice dell'ultimo punto.
Intanto Gugliotto il suo servizio su Valentina Barbolini. Elena Bortolot per Pozzoni Murata e Gabrieli Bortolot. Ancora Bossoni vincente, 3-1. Beatrice Pozzoni 3-1. Emma Galvero ancora al servizio per la Rotoblas. Battuto, oh, con l'ausilio del net. L'attacco di Ciccalini, out. C'è il tocco, sì. Purtroppo l'avevo visto. Credo Bortolotto. Sì, Sembra- qua Pozzoni. C'era la banda di Cara Pozzoni. Pozzoni o la Nuccia. Ok. Adesso al servizio dovrebbe esserci Cicolini. 3-2 il punteggio all'Arena Biancorossa. Attenzione, Bortolotti in bagger. Valentina Barbolini chiede il tocco che non c'è. 3 pari. Dai ragazze, comunque non demoralizziamoci. Dai ragazze, dai. Ancora Cicolini, ancora lei al servizio. Serve, Barbolini si deve impegnare tanto. Pozzoni Murata 4-3. Neanche passata, anzi infrazione di quarto tocco. Dai ragazzi, comunque non molliamo, dai. Proviamoci fino alla fine. E anche tutti voi che siete in diretta con noi, fatevi sentire anche virtualmente. Pallonetto, Bortolot salva. Scannavacca in bagger. Valentina Barbolini salva Moschini. Bissoli, Sgarbossa nella zona dove non c'era muro proprio. 5-3. Siamo sul 3-5. Forse la coach chiama già il time out. Sì. Allora tenete d'occhio il riquadrino. Allora dobbiamo continuare a crederci. E che adesso gli 8-3. Almeno mettili quando si vince gli 8-3. Vabbè. Allora dobbiamo continuare a crederci comunque. Non è un'impresa impossibile questa. Puoi giocarci tutto al golden set. Dai. Dai ragazze. Dai, non molliamo ragazzi, dai che si può ancora provare l'impresa. Al servizio sempre Cicolini. Battuto il servizio su Marta Scannavacca. Elena Bortolot, Gabrieli subito. 4-5. Gabrieli subito. L'attacco in fast. 4-5 il punteggio. Dai Nuccia. E adesso siamo sul 4-5. Nuccia Gabriele servizio. Dai ragazze, non facciamo questi errori. Dai che ce la si può fare. Dai. 6-4. Sgarbossa adesso al servizio. 4-6 adesso per la Vivigas. Dai ragazze, comunque non molliamo adesso. Dai. Marta Scannavacca. Bortolot. Valentina Barbolini 5-6. La Babu 5-6. Beatrice Pozzoni adesso al servizio. Dai ragazze. Continuiamo a non mollare. Dai ragazze. La speranza c'è. Pozzoni al Gipane, tocca la rete. Forse poteva essere invasione, però forse essendo fuori dal campo. Ma Livia Tresoldi se lo prende il punto. 6 pari. Perché ho visto che si è appoggiato un attimo. Infatti ho detto però forse l'ha toccata fuori dal campo, ho detto. 6 pari adesso. Ancora Pozzoni al servizio. Battuto su Fangipane. Bissoli ancora per Fangipane. Salva Emma Galvero. Pozzoni in bagger. Free ball. Bissoli
Frangipane vincente l'attacco. 7-6 il punteggio. Marta Scannavacca. 7-6 il punteggio. Adesso al servizio va la numero 2 Fabiana Brutti. Battuto su Marta Scannavacca. Bortolotto che ha dovuto impegnarsi tanto. Barbolini salva Frangipane. Piccolini, Marta. Invasione. Invasione Dai Valentina, calma, dai. Valentina, tranquilla, dai. Non innervosiamoci, Valentina, per favore, dai che non siamo lontani, dai. Non innervosiamoci che è peggio poi. 6-8. Ancora brutta il servizio, dai Valentina, dai. Dai, scaricati Vale, dai. Marta a ricevere. Bortolot. Livia tra i soldi. Murata. Ai ai ai. Murata Livia. 9-6. Forse Luca chiamerà il suo secondo e ultimo time out già dopo soli 17 azioni. Sì. Time out. E allora pausa sponsor. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 9-6 il punteggio. Vivigas che adesso ha 3 punti di vantaggio, però la Rotoblas non deve assolutamente mollare, perché questo è il set decisivo. Non ci saranno altre chance dopo. Questa è l'ultima possibilità. Ace. Ai ai ai, attenzione, 10-6. 4 punti adesso. Come sento un tifoso di fianco alle nostre tribune, non molliamo. Non bisogna mollare adesso. Bisogna crederci. Dai noi. Ancora il servizio. Sbagliano. Dai, sbagliano anche loro, dai ragazze. 7-10. Barbolini che si è un po' innervosito in questo quarto set. Adesso bisogna. Adesso Valentina, dai. Sfogati nel modo giusto, dai. Adesso. Battuto su Sgarbossa. Bissoli. Gugliotto. Era anche invasione contro la Rotoblas. 11-7. Adesso al servizio per la Vivigas. Non ho visto. Postoni Bortolot. Emma Galbero. Attenzione adesso. Murata! Bortolot 3 soldi! Murata Frangipane. Bortolot 3 soldi. Dai ragazzi, non si molla, dai, continuiamo a crederci. 8-11. Dai Livia, dai! Dai ragazzi, crediamoci. Oh, 3 soldi. Attenzione, Ciccolini. Emma Galbero salva. Bortolot per Pozzoni. Pozzoni. Fallo. Sì. L'avevo vista subito. Abbiamo 5 d'ora, Probabilmente si è abituato all'arbitro del calcio che aspetta la fine azione per dire fuori gioco, no? Forse. No, vabbè, scherzi a parte. Servizio out. 9-12. Vabbè dai. Una reazione timida come direi. Dammela in dentro. Però ci si prova, dai. Questa volta dai. Gliela perdoniamo, dai. Ecco il gesto per dire prova a ingannare l'arbitro. Bortolot. Bissoli. Sgarbossa salva Marta. Bortolot. Emma Galbero. Murata.
Gabrieli, Bortolot, Gabrieli, Nuccia Gabrieli, 10-12. Servizio, quasi a sfiorare il pavimento. Scannavacca salva, Bortolot nella zona di nessuno. Attenzione adesso, vincente. Peccato, peccato. Alberto Sgarbosa 13-10. Purtroppo Elena l'ha messa in un punto dove le giocatrici non erano pronte. Comunque dai ragazze, dai. Non molliamo adesso, dai. Continuiamo a provarci. Attenzione intanto che l'arbitro richiama Bissoli. Dai. Eccoli, Verona. Non ho intuito cosa diceva l'arbitro comunque. 13-10. Richiamo verbale a Marta Bissoli. Servizio di Gugliotto. Adesso per la Vivigas. Servizio sbagliato. Ecco. 11-13. Questa. 11-13. Emma Galbero adesso al servizio. 11-13. Dai ragazze, continuiamo a crederci. Almeno il golden set, dai. Poi vada come vada. Crediamoci, dai. Crediamoci. Su Sgarbossa. L'attacco. Galbero salva, però deve concedere una free ball. Attenzione. Non ci arriva Marta Scannavacca. Non ci arriva Marta. Peccato, peccato. 14-11. Adesso al servizio Fangipane. No, scusate. Cicolini. Su Marta Scannavacca. Free ball però. Nuccia. Marta Scannavacca, dai. Pozzoni. Moschini salva. Sgarbosa, pallonetto. Marta Scannavacca, Bortolot. Dai Valentina. Murata. No. Quarto tocco. 15-11, dai. Dai ragazze, meno errori, dai che ce la possiamo fare. 15-11 punteggio. Cicolini, Marta Barbolini, Gabrieli. A muro a 0, non si fa pregare. 12-15. Livia Tresoldi pronta a entrare in campo e Sara Guerra invece a prendersi il cambio per Nuccia. Rientra Sara Guerra. Dai ragazze, continuiamo a provarci. E voi a casa, dai, continuate a sostenere la squadra biancorossa. Sbaglia il servizio Sara Guerra. 16-12. Cambio, rientra Nuccia Gabrieli per Sara Guerra. Ovviamente però rientra anche Marta Scannavacca. Allora, al servizio adesso dovrebbe esserci andata la numero 15 Sgarbossa. E attenzione. Ok, si può riprendere a giocare allora. Siamo sul 16-12. Serve Barbolini. Bortolot. Beatrice Pozzoni, pallonetto, Murato. Fallo? Fischiato il fallo? Invasione. Penso di sì. 13-16. A me sembrava... Non ho visto bene, però è andata bene alla Rotoblas, perché questa è stata una murata veramente facilissima questa. 13-16. Dai ragazze, continuiamo a crederci, anche se sono 3 punti da recuperare. Non sono impossibili, dai. Muro da solo. E Fangipane lo mette nella zona dove non ci sono maglie biancorosse. 17-13. Oscillano sempre quei 3-4 punti. Al servizio adesso Fabiana Brutti. Allora
Ce la possiamo fare, bisogna stringere i denti e fare meno errori possibili. Barbolini, asta! Però la palla l'avevano già toccata con le mani. 14-17. Dai Valentina. Continuiamo a crederci, dai. Battuto il servizio su Frangipane. E Frangipane che deve anche attaccare subito. Dai, proviamo a sfruttarlo con Emma Galbero. Sì! Emma Galbero. Sì, Emma, sì! Quindi- Dai! Dai ragazze, continuiamo a crederci. 15-17. Valentina Barbolini al servizio. Battuto il servizio su Frangipane. L'attacco out. No, è in campo. 18-15. Bistoli al servizio adesso. Allora, 3 punti sempre tra le due formazioni. Battuto su Beatrice Pozzoni. Bortolot. Livia. Pallonetto fuori. 19-15, dai. Non è il momento di fare gli errori, dai. Dobbiamo continuare a crederci, dai. 4 punti contro i 6 da fare per la Vivigas. Beatrice Pozzoni a ricevere. Emma Murata. Bortolot. Emma. Attenzione. Bisogna sfruttarlo adesso. Non sbagliamo adesso. Non sbagliamo adesso. Non sbagliamo adesso. Valentina Barbolini. 16-19. Dai, raga, dai! Dai ragazze. Dai ragazze, continuiamo a provarci. Dai, crediamoci. Livia Tresoldi al servizio. Livia su Moschini. Bissoli. Ciccolini. Salva Valentina Barbolini. Bortolotti in bagger. Emma Galbero. Salva stavolta Moschini. Attenzione, vincente l'attacco di Ciccolini, stavolta è vincente. 20-16. Cambio per la Vivigas. Frangipane lascia il posto a Rossi. (16-20). Sempre 4 punti tra le due formazioni. Però i punti iniziano a essere sempre di meno. Battuto su Beatrice Pozzoni. Elena Bortolot. Emma Galbero. Emma Galbero, vincente l'attacco. 17-20. Dai, dobbiamo continuare a crederci, dai. Intanto Frangipane rientra per Miriam Rossi. Allora, siamo sul 13, scusate, sul 17-20, al servizio va la numero 13, Elena Bortolot. Bisogna iniziare a far punti adesso. Elena Bortolot, ace! Sulla ricezione del libero Moschini. Time out. Occhi nel riquadrino. Allora, siamo sul 18-20. Allora, la fine del set si sta avvicinando sempre di più. La Rotoblas ci sta provando a tenere a galla anche la partita. È il set decisivo. Siamo sul 18-20 adesso. C'è in ballo tanto di questa stagione. Allora, 18-20. 18-20. È ancora Bortolotta al servizio quando le squadre rientrano in campo. Vai Ele! Allora, Elena Bortolotta al servizio. Vediamo il suo servizio su Sgarbosa a sfiorare il tetto. Ciccolini, Murata! Elena Bortolotta e Gabriele Nuccia. 19-20. 19-20.
Dai, dai! Vediamo il servizio di Bortolot. Sgarbossa deve impegnarsi tanto. Free ball. Pozzoni, Bortolot. Non doveva farlo così, però facile pallare da qui. Murata! Sfortunata la Vivigas qui. Sfortunata la Rotoblast invece. 21-19. Dai, dai, subito, subito! Peccato che Emma poteva forse fare un attacco a tutta potenza invece che il pallonetto, però è molto facile parlare ad azione finita comunque. 19-21, dai, bisogna continuare a crederci. Valentina Barbolini riceve Bortolot. Pozzoni in pallonetto, riprende la palla Fangipane. Garbosa out! Out! Chiedo il tocco. Adiki! Buffoni! Ma dai! 22-19. Al servizio ancora la numero 3 Gugliotto. Bozzone riceve adesso, bisogna chiuderla subito. Tocco! C'è il tocco! 20-22. Elena Nuccia Gabrieli. Emma Galbero adesso al servizio. Bisogna riaccorciare ancora un po' le distanze. Vediamo il servizio di Emma. Battuto su Fangipane, Bissoli, Sgarbossa. Salva Emma Galbero. Bortolota al centro, Emma Galbero. Si impegna anche Bissoli. All'indietro per Fangipane. Murata da Gabrieli! Sì! Nuccia Gabrieli, 21-22. 21-22. Emma Galbero ancora lei al servizio. Ultimo time out per Marcello Bertolini. Ed adesso si gioca veramente a carte scoperte. Sponsor. (21-22). Siamo ormai all'epilogo di questo set. C'è un punto tra le due formazioni. Vai Emma. Vai Emma Galbero. Fangipane. Bissoli per Sgarbossa. Out. La palla. Ancora. Ancora. C'è il tocco, la Pozzoni, la Pozzoni, la Pozzoni. 23-21. Ammette Pozzoni. Stavolta Pozzoni ammette il tocco. Peccato. Tutti gli altri in gara. Allora 23-21. Dai ragazze, continuiamo a provarci. Battuto su Valentina Barbolini. Bortolot. Valentina Barbolini. Valentina Barbolini. Sì! Dai raga, dai! 22-23. Dai, continuiamo a crederci, dai ragazze. Dai Nuccia, dai! Nuccia Gabrieli al servizio. Nuccia Gabrieli. Battuto su Fangipane per Sgarbossa. Salva Nuccia. Bortolot. Valentina Barbolini. Valentina Barbolini. 23 pari. 23 pari. 23 pari. Dai raga, dai! Continuiamo a crederci, dai. Continuiamo a crederci. Ancora Nuccia al servizio. Su Moschini. Bissoli. Sgarbossa. Out. Out. Livia ha toccato. Noi siamo onesti! 24-23. Allora adesso c'è la palla. Attenzione, cambio. Alla bar per Il palleggio. Bissoli.
Attenzione perché questa è una delle palle decisive della stagione, oltre che della partita. Allora, pronto il servizio, Arabar. Vediamo il servizio di Arabar, battuto su Marta Scannavacca, Livia 3 soldi in bagger, Livia 3 soldi, Fabiana Brutti. La palla è in out. La palla è out. Purtroppo è il punto del 23-25 e anche se si giocherà il tie break, purtroppo la stagione della Rotoplas Volano Volley purtroppo è finita qua. Allora io ci tengo a dire questo. So che non è una consolazione, ma per il modo che si è giocato questi ultimi 3 set usciamo a testa alta. Adesso proviamo a onorarlo col tie break per giocarci come si dice, per portarci almeno la partita a casa. Purtroppo però lo dico quasi con le lacrime agli occhi, perché voi non mi vedete ma ho veramente le lacrime per il modo in cui si è concluso questo quarto set. Però lo sport è anche questo e il verdetto del campo è questo. La Vivigas va in semifinale promozione e la Rotoplas si chiude la stagione così. Peccato, probabilmente io dico una cosa, sarebbe stato bellissimo perderlo solo al golden set questo, giocarla fino all'ultimo, ma purtroppo è andata purtroppo così. Mi dispiace tantissimo per le ragazze che ovviamente saranno molto rammaricati. Allora io direi, anche se so che manca un set, però io ci tengo già a ringraziare da subito allora tutta la squadra della Rotoplas che quest'anno ha partecipato con noi. Beatrice Possoni numero 1, Jessica De Val 2, la nuova arrivata nell'ultima finestra di mercato Bellerona Tasciolli, Sofia Nalmodi, Sabina Perez, Livia Tresoldi, Nicole Ianeselli, Valentina Barbolini, Sara Guerra, Emma Galbero, Elena Bortolot, Elena Nuccia Gabrieli, Elisa Della Valentina e Marta Scannavacca. Lo staff tecnico, a partire dai coach Luca Parlatini primo e Michele Brembilla 2, poi il preparatore atletico, il fisioterapista, il direttore sportivo Matteo Bisoffi, il fisioterapista Pietro Zandonai, il direttore sportivo Michele Boschi, il responsabile marketing Michele De Monti, lo scoutman Andrea Zeni e il team manager Romano Matricardi, poi il presidente Vigilio Baldessarini. Probabilmente me ne dimenticherò qualcuno. Poi ovviamente so che ringraziare così sembra una parola facile, perché ormai la stagione si è conclusa, anzi lo speaker anche Paolo Scrinzi, poi anche nella postazione streaming, anzi la parte comunicazione, l'ufficio stampa Luca Galli, il regista Alan Berloffa. A livello direi di aver annunciato praticamente tutti, il fotografo Nicola Stedile e purtroppo Alla fine direi Forza Vicenza. allora l'avversaria probabilmente sarebbe stata Vicenza. Allora adesso la formazione della Rotoplas è completamente stravolta, ovviamente perché ormai non c'è più nulla da vincere, non c'è più nulla da perdere. Quindi in campo, allora vi elenco chi saranno in campo. Allora nel ruolo di libero Elisa Della Valentina, nel ruolo di centrali Nalmodi e Gabrieli. No, scusate, Nalmodi è nel ruolo di opposto, scusate, in realtà. E le bande Tasciolli, Barbolini. Scusa, non avevo visto che Livia era ancora in formazione. Vabbè, in realtà era lei che faceva il centrale quando mancava la Jessica. Livia anche però. Esatto.
Allora, comunque vada questo tie break, ragazzi. Diciamo noi. Che lo vinciamo, lo perdiamo, godetevelo perché questo è l'ultimo della stagione 2020-2021 della Rotoblast. E ci riproveremo la prossima stagione. Battuto il servizio, Lisa della Valentina ha ricevuto Tascioli in bugger, Guerra in palleggio per Nalmodi. Rossi, l'attacco di Cicolini non va a buon fine, salva Nalmodi. L'attacco di Barbolini non va a buon fine. Il libero adesso della Vivigas è Erigossi. Guerra, Tasciolli, salva Palgipane. Pallonetto di Coltri non va a buon fine. Barbolini murata da Coltri. Primo punto è per la Vivigas, che prende il primo punto del tie break. Un tie break da allenamento, possiamo dire questo. Poteva essere molto probabilmente poteva essere invece un golden set, perché per chi non lo sapesse il golden set sarebbe un tie break praticamente con cui si decide proprio le sorti di tutta la partita. Mamma mia che salvataggio di Guerra. Miriam Rossi, l'attacco vincente di Arabar. 2-0 Vivigas. Allora Emma Galbero non è più in campo. Servizio out di Arabar, se ho visto bene. 1-2 il punteggio. Batte Sara Guerra e Moschini. L'attacco di Arabar vincente sulla difesa sbagliata di Elisa della Valentina. 3-1 il punteggio. Dai raghe, dai! E pronto il servizio. Allora riceve Gabrieli. Guerra, Valentina Barbolini, out. 3-1, 4-1 scusate. Allora Dai raghe, dai! ovviamente con la formazione con le seconde è un po' più complicato anche provare a vincere, però dai, bisogna comunque tentare. Tascioli riceve, Guerra, Nalmodi. È ovvio che la formazione della Vivica adesso gioca più sciolta perché sa di avere la semifinale in pugno. Barbolini, punto. Probabilmente aveva pestato la linea di seconda, però tutto fa brodo. Stavolta prima l'ero tutto stavolta. L'attacco di Arabar non va a buon fine. Guerra per Nalmodi. Sofia Nalmodi, 3-4. Servizio di Barbolini adesso. Sempre su Arabar. Rossi, l'attacco di Cicolini non va a buon fine. Elisa della Valentina in bugger per Nalmodi. Attenzione. Pallonetto, salva Sara Guerra. Elisa della Valentina in bugger. Pallonetto di Nalmodi. Rossi, Nalmodi salva. Guerra in bugger. Blerona, sbagliato l'attacco, peccato. Dai Ble, dai! Adesso siamo sul 5-3 adesso. 2 punti tra le due formazioni. Ricordiamo che quando la prima squadra che arriverà all'ottavo punto farà cambiare di campo le due squadre nel tie break. Attenzione, la palla in mezzo per Frangipane. Vincente. 6-3 il punteggio. Adesso siamo sul 6-3 adesso in favore della formazione di Marcello Bertolini. Ovviamente Luca non ha più tabella
tabellina alla mano, i time out non li chiama, ormai le lascia giocare come viene. Barbolini in bagger, prova l'attacco Murata, salva Valentina Barbolini. Guerra deve concedere una free ball. Miriam Rossi, l'attacco sbagliato di Gugliotto. 4-6. Entra Livia Tresoldi adesso perché al servizio Vannuccia Gabrieli. Attenzione, Gabriele in bagger. Blerona, Tasciolli, 5-6 punteggio. Brava Ble! E sempre Gabriele al servizio adesso. Fa tutto il servizio di Nuccia. L'attacco Murato di Nalmodi Mura, 6 pari. Murato, attacco Murato di Arabar. Allora siamo sul 6 pari. Nalmodi, scusate, aveva fatto autorice dell'ultimo punto il muro. Nalmodi, stavolta l'attacco è vincente. Allora, siamo sul 6-7 adesso. Abbiamo perso lo speaker, ci scusiamo. Sta giocando col PC. Blerona Tasciolli. Livia! 7 pari. Brava Livia! Sono un po', ho l'emozione del set perso e più ho urlato come un matto per gli ultimi 3 set, quindi lasciatemi un po'. Sì, uscita da bar. Nalmodi, Miriam Rossi, l'attacco di Pangipane non va a buon fine. Free ball di Barbolini, no perché attacca. Attenzione, Gugliotto, pallonetto. Brava! Molto brava Tasciolli. Oh! Mamma mia. Pangipane e salva Elisa della Valentina. Blerona. Attenzione. Sarà guerra. Oh! Doppia? Non aveva il piede a terra. No, perché era il muro, era. Prima muro e poi Blerona Tasciolli. 8-7 al cambio campo. Blerona. Allora, siamo sull'8-7. Ok, le squadre stanno rientrando. Dai! Siamo sull'8-7. Al servizio va la sempre la Rotoblast. Sofia Nalmodi. 8-7 il punteggio. Cambio per la no. Non lo so se io e poi di nuovo. Ha fischiato la battuta gialla, perdita di tempo. Scusate. Ha fischiato la battuta l'arbitro.
E poi ho sentito un fischio subito dopo, per quello che Sì, sono rimasto un lei attimo lei bloccato. ha detto no del cambio, perché ha chiamato il cambio quando ha già fischiato. Che si è sveglio. Vediamo. Perdita di tempo, deve segnare. Ok, allora adesso il servizio è veramente ufficiale, può battere. Nalmodi. Siamo sull'8-7. È tutto Brava Sofi! su Moschini, Rossi, l'attacco di vincente di Frangipane. Cambio per la Vivigas. Esce Guiotto ed entra Ferrari, Rebecca Ferrari adesso col numero 6. Che si prepara il servizio per la Vivigas. Allora, Vivigas al servizio con una, scusate, attenzione alla Guerra che prova un attacco. Pallonetto vincente di Frangipane. 9-8, torna in vantaggio la Vivigas, che ovviamente vuole cercare di portarsi anche a casa la vittoria, ora che si è presa il set che gli è valsa la semifinale. Attenzione, batte su Barbolini un pochettino in difficoltà la sua ricezione. Tasciolli, Blerona Tasciolli. 9 pari adesso. Va proprio la giocatrice numero 3 al servizio, Blerona Tasciolli. Vai Ble! Vediamo il servizio di Blerona. Fischia adesso l'arbitro. Tutto battuto l'Ace. Brava Blerona. 10-9. Pronto il servizio di ancora Tasciolli, numero 3 al servizio. Ace! 11-9. 11-9 il punteggio. Blerona ancora al servizio. Battuto, una fucilata. 10-11. Allora, Guerra, Livia 3 soldi, Livia 3 soldi. Siamo adesso sul 12-10. Allora, Blerona, Livia 3 soldi. Sono stanco anch'io, ragazzi, tanto poi con sta partita non mi vedrete più poi. Barbolini, Murata, Livia 3 soldi che prende la palla a Guerra. Nalmodi, out. 11-12 adesso. Cambio per la Vivigas. Esce 14 entra 5. che non so chi è la 14. Faitini, non ce l'hai, dai. Faitini sarebbe il libero 4, ok. Lisa Faitini per la 5 che era Arabar. Brava Nuccia! Nuccia 13-11. Vai Sara! Almeno per, dopo aver duellato fino all'ultimo pallone negli ultimi 3 set, almeno portarci a casa almeno un po' di gloria per i tifosi a casa. 13-11. Battuto il servizio. Rossi. Out. 14-11. Allora, siamo alla palla di fine stagione. Possibile palla di fine stagione per la Rotoblas. 14-11. Servizio di Guerra, out. E la stagione non si conclude ancora. 12-14. Dai raga, dai questa! Sara Coltri.
Sara Coltre al servizio per la formazione veronese, che vi ricordo accederà alle semifinali in virtù anche della sconfitta al tie break, visto che è finita 3-1. Pallonetto di Barbolini, Valentina Barbolini, 15-12. Allora lo vogliamo dire, usciamo a testa altissima da questi primi playoff. Esulta comunque la Vivigas, perché anche se ha perso al tieback, anche se ha perso al tieback, comunque è qualificata alla prossima, alle semifinali dei playoff. Allora so che non è una consolazione vinta così, però bisogna anche dire che usciamo a testa alta da questi playoff. Allora, noi siamo veramente quasi alla fine di questa diretta streaming, che purtroppo è anche l'ultimissima diretta sui nostri canali. Allora, le ragazze sia da un lato che dall'altro si prendono gli ultimi applausi del pubblico, perché con la giunta Fugatti si è potuti ritornare ad avere il pubblico in campo, però ovviamente numero limitato. Allora, siamo veramente in chiusura. Allora io ringrazio tutta la squadra del Volano Volley. Guarda, li rinomino di nuovo tutti, perché anzi, visto che l'avevi scritto nei commenti, leggiamo i commenti dei tifosi. Allora, ce n'erano alcuni. Massimo della Valentina che scrive: forse Elisa ti rifarà il prossimo anno, non ti ha permesso di dimostrare il tuo potenziale come tutta la panchina del resto, però dai. Leggiamo invece i commenti dei veri tifosi. Allora, Andrea Menghino, uno dei tifosi della Curva Marione: brave ragazze, complimenti alla società del Volano per questa grande stagione. E grande LOL al commento, ci vediamo la prossima stagione sul campo. Grazie Andrea. E vediamo Romano. C'era una che salutava. Sì, una in cima mi sembra di ricordare. Un saluto a Marta e a Sara da Bassano, Giovanni Arduino, un saluto anche a te, ti auguriamo magari di trovarti qui il prossimo anno. Loro come all'andata sbagliano poco rispetto a noi, ma ci occorre rischiare. Infatti ho visto un Livia tipo Murone, però Livia sì. Murone, sì. Beh, allora diciamo che i commenti in principal modo dei saluti li abbiamo tutti letti. Allora io ci tengo a ringraziare tutte le ragazze del Volano Volley: Beatrice Postoni, Jessica De Val, Blerona Tasciolli, Sofia Nalmodi, Sabina Perez, Livia Tresoldi, Nicolia Neselli, Valentina Barbolini, Sara Guerra, Emma Galbero, Elena Bortolot, Elena Gabrielli, Elisa della Valentina, Marta Scannavacca, lo staff tecnico, Scoutman Andrea Zeni, fisioterapista Pietro Zandonai, il preparatore atletico Matteo Bisoffi, il coach Luca Parlatini, Michele Brembilla, il team manager Romano Matricardi, il direttore sportivo Volano Volley Michele Boschi, il responsabile marketing Michele De Monti, tutto il CDA al completo, poi ovviamente l'ufficio stampa Luca Galli, il regista Lamberlofa per tutta la stagione e naturalmente anche il nostro presidente Vigilio Baldessarini. Se mi sono dimenticato di qualcuno scusate, però siamo davvero, è difficile anche nominarli tutte le persone e poi tutti i collaboratori e tutti. Allora, siamo davvero alla fine di questa diretta e purtroppo è anche la fine della nostra stagione 2020-2021. Però è anche oneroso ricordare gli obiettivi di questa società. Il primo playoff è stato raggiunto. Dovevamo essere l'Antinardi e così è stato. Siamo arrivati secondi dando paga alle altre, nonostante l'inizio faticoso per via del Covid. Forse rammarico, possiamo dirlo, per gli errori tanti di questa partita con la Vivigas, soprattutto nella prima, però tanta reazione nella seconda non è bastato per agguantare almeno il Golden Set e giocarsela lì, purtroppo. Allora, grazie a tutti voi che ci avete seguito per tutta la stagione
Grazie ad Alan Berloffa per l'aiuto sempre qui in regia, che il tuo aiuto è sempre molto oneroso. E da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento, gentili telespettatori, è per la prossima stagione, perché comunque la stagione di B1 della Rotoblast non sarà finita qui, ma riprenderà nel 2021-2022. Buonanotte a tutti.